Oggi vi mostreremo un dolmen. Cos'è il dolmen? Il dolmen è una camera sepolcrale megalittica, costituita da almeno 3 o più pietre, dette anche ortostati. E questi ortostati sono sormontati da una copertura anch'essa di pietra, quindi una lastra di pietra. Il dolmen che vi possiamo far vedere ora è il Carrazzu numero 3, sono 3 i dolmen, ed è questo. Come potete leggere qua la pietra sono 1, 2, 3 ortostati, un altro qua. Ovviamente tutto è molto difficile da vedere, però questo qua è uno dei dolmen, dei 3 dolmen di questa località. Questo già si vede meglio. Ecco, Carrazzu 2, il secondo dolmen. Questo è già più leggibile, amici, guardate un po'. Come potete vedere, come dicevamo prima, 3 ortostati verticali, una lastra di chiusura che fa parte sempre di quei 3 ortostati necessari per definire un dolmen. Manca la lastra superiore di copertura. Comunque questo sappiate che è un dolmen. Sardegna ha più di 200 dolmen, quindi andrebbero ovviamente tutelati, scoperti e mostrati come stiamo facendo ora noi. Ok, abbiamo appena visto una lepre saltellare di fronte a noi. Adesso ci accingiamo a raggiungere l'altro dolmen. Il nome di questo dolmen è sempre Carrazzu, presumo che sia così per via della località in cui si trova. Allora, dicevamo, i dolmen, per identificare i dolmen esistono 5 tipi di categorie: dolmen semplici, dolmen a corridoio, dolmen a entrata laterale e le alle couvert. Alle couvert che si possono distinguere, così ci insegna forse il maggiore esperto di queste strutture megalitiche, che è il dottor Cicilloni, il quale ha fatto uno studio esemplare su queste tombe, no? Su questa tipologia di tombe. E le couvert si distinguono dagli altri perché praticamente hanno un rapporto tra larghezza e lunghezza pari a 1/3. Quindi se trovassimo un dolmen che ha una larghezza di 1 metro per 4 metri, probabilmente quella è una le couvert e non un dolmen a corridoio. Ed eccolo qua il terzo dolmen, o più probabilmente, come ci spiega il dottor Cicilloni, l'archeologo, questa è una le couvert dubbia, però potrebbe essere una le couvert. Addirittura si ipotizza che ci sia una peristalide, che è questa cintura di pietre che circonda il monumento. Questa è una bellissima le couvert. Probabilmente in questa le couvert si può notare il passaggio tra le couvert e tomba di giganti, come ci spiega per l'appunto l'archeologo Cicilloni. Tranquillo. Allora, questo è l'ingresso della le couvert. Come potete vedere, 2 massi laterali e poi il corridoio con gli ortostati infilati a coltello nel terreno. Che spettacolo, amici, che spettacolo! Una bellissima tomba megalittica
Wow, tutto in basalto, tra l'altro, strepitoso. Siamo felicissimi di essere stati in questo posto e aver visto con mano, toccato con mano questi bellissimi queste bellissime opere megalittiche. Bene amici, dai custodi della memoria per oggi è tutto, dal comune di Arbolia, un bellissimo posto, un paesaggio fantastico. Asibiri,